Un mini centro commerciale in città, 4 attività in una. La Campana, storico negozio nato nel 1922 in via Teatro Dolfin a Treviso, si presenta ai trevigiani con una nuova veste. Abbigliamento intimo uomo e donna, arredo casa e filati, 2 piani rinnovati e moderni. Massimo Gottardi, che a lungo è stato dipendente nell'ex gestione della Campana, insieme alla moglie Margherita, ha così deciso di dare una svolta e tenere aperto un punto di riferimento per i cittadini. Andiamo a inaugurare una parte del negozio della Campana, dove io ho lavorato per tanti anni, e oggi abbiamo ristrutturato un po' l'intimo, tutto quanto il piano terra, e ristrutturato 2 reparti di sopra dell'arredo casa, il reparto materassi e il reparto tendaggi. Si va ad ampliare l'offerta, cerchiamo sempre di dare il massimo come servizio, perché è quello che può distinguerci un attimino da quello che può essere la grande distribuzione in centri commerciali, e facendo molte cose anche su misura, come i tendaggi per esempio e il materasso su misura. Vengo da uno storico di oltre quasi 30 anni, anzi, da Sorelle Ramonda, che per me è stata una grande scuola, quindi mi approccio qui con una nuova avventura, se si può dire, e dando anche una mano a mio marito. E non mancano le aziende che investono nella nuova Campana. La cosa che mi ha permesso di fare tutto questo, oltre ai titolari dello stabile, è stata proprio la collaborazione con le aziende, molto importante, e le aziende sono state molto disponibili. Io sono uno dei partner della nuova gestione della Campana e mi occupo in particolar modo dei sistemi letto per quanto riguarda reti, materassi e quant'altro. Di massimo ci ha colpito la forza, la caparbietà, e di conseguenza, essendo noi territoriali, abbiamo cercato di dare ampio sfogo alla gestione di questa nuova avventura, insomma. Qui alla Campana avete trovato professionalità prima di tutto, ma anche la possibilità appunto di far conoscere i vostri prodotti. Assolutissimamente sì, disponibilità da parte del titolare, che è importante, ma soprattutto quello che noi teniamo è la professionalità, perché un reggiseno, una mutanda, una parte bassa, come definiamo noi in termine tecnico, non si vende da sola. Devo ringraziare Margherita e Max perché danno continuità a questo che è un punto cruciale del commercio per la città di Treviso, quindi ogni inaugurazione significa portare un nuovo tassello di vita al nostro centro storico, e di questo io ti devo ringraziare, anche perché è un punto di commercio all'insegna della qualità. Una nuova linfa dunque che nutrirà il centro storico di Treviso.